Sembrava di essere immerso nella storia, come proprio viverla in questo momento. Questo progetto aggiunge alla lettura una tecnologia legata a questo tipo di microfono binaurale che vedete qui vicino a me, per introdurre l'idea che la lettura non è una cosa difficile come spesso si pensa, come spesso pensano i ragazzini a quell'età, ma qualcosa che coinvolge, che diverte, che avvolge. In questo progetto, ci sono due componenti importanti su cui abbiamo lavorato. Una è che l'attore dal vivo utilizza appunto un microfono binaurale, un microfono particolare costruito con due orecchie, la forma, riproduce la forma delle orecchie, la distanza delle orecchie, e questo permette all'attore di interagire con il microfono come fosse un interlocutore, per cui l'ascoltatore in cuffia percepisce tutta una serie di spostamenti dell'attore nello spazio, che si può avvicinare, allontanare e girare attorno al microfono, creando quindi una drammaturgia sonora, se vogliamo. L'altra componente invece è quella degli ambienti audio che ho preparato in studio, e anch'essi sono costruiti, pensati appunto per un ascolto in cuffia, e sfruttano questo meccanismo binaurale per permettere all'ascoltatore di essere letteralmente circondato dai suoni. Nell'altra stanza, a Mrs. Maloney scappò da ridere. Allora, ci hanno messo le cuffie, quindi te ti sei seduto e sei iniziato a entrare nella storia sempre di più. Sembrava che la storia fosse dietro di te. È proprio come una sostituzione del cinema. Se magari vuoi ascoltare una storia con le orecchie più che con gli occhi, è un'ottima sostituzione. Si avvicinava e si allontanava dal microfono. Mi è piaciuto tanto perché sentivi anche proprio, ti sembrava di essere dentro la storia. Ora dobbiamo andare, ma torneremo fra un anno esatto. E se lo zoo di quest'anno vi è piaciuto, telefonate ai vostri amici delle altre